Continua a preoccupare la delicata questione dei migranti che, grazie soprattutto al mare calmo, continuano ad arrivare nelle coste siciliane con notevole frequenza. Il tutto avviene naturalmente anche in presenza di persone e turisti e principalmente in un contesto di assoluta emergenza sanitaria. Ed il presidente della regione Musumeci se la prende con il governo, ritenuto per certi versi incapace di gestire la situazione oramai fuori controllo, e grida ad alta voce ai membri del comitato Schengen. Ho il dovere di rappresentare al comitato la preoccupazione diffusa tra i cittadini se alimentiamo la tensione senza dimostrare che lo Stato ha intenzione di cambiare metodo, trasformiamo una situazione sanitaria in una situazione di ordine pubblico. C'è approssimazione, superficialità e in alcuni casi impotenza da parte degli organi dello Stato nella gestione dei flussi migratori. Non c'è un protocollo che mette insieme le competenze dello Stato e della regione siciliana. Lo dice sempre il presidente della regione Nello Musumeci. Il personale dell'USMAF è e resta sottodimensionato rispetto alle reali esigenze e a farsi carico degli aspetti sanitari è la Sicilia. Lo ha riportato il governatore dopo essere stato ascoltato dal Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione. L'incontro del presidente Musumeci avviene con il rientro dalla Tunisia del ministro dell'Interno Lamorgese a pochi giorni dai fatti accaduti che riguardano l'aumento degli arrivi dalle coste tunisine, le fughe dai centri di Porto Empedocle e Caltanissette ed i timori legati alla diffusione del Covid-19. Il governo centrale, per bocca del suo ministro dell'Interno, ha chiesto all'Europa di far ripartire le redistribuzioni di profughi sospese durante la pandemia. Ricordiamo che ieri 314 tunisini sono arrivati nella notte a Lampedusa, nonostante il sequestro della grande nave madre e l'arresto di 23 presunti scafisti. La tratta Tunisia-Lampedusa è la più battuta in questi giorni di emergenza. Il governo, infatti, dopo la visita a Tunisi, cerca il dialogo con lo Stato tunisino, da cui ha incassato l'impegno a gestire l'emergenza, e un dialogo soprattutto con l'Europa. È necessario far ripartire i voli charter di rimpatrio verso la Tunisia sospesi durante la pandemia per riportare a casa chi non ha diritto al riconoscimento del diritto di asilo. Il Viminale sta alleggerendo l'hotspot di Lampedusa ed ha deciso di inviare 400 militari per un più efficace controllo nei diversi centri di accoglienza dell'isola. Pronto anche il bando per una nuova nave quarantena di 460 migranti che stazionerà, come più volte chiesto dalla sindaca di Porto Empedocle Ida Carmina, davanti a Lampedusa fino al 31 ottobre e non più a Porto Empedocle.